Legato mani e piedi e imbavagliato, un imprenditore padovano è stato rapinato in piena notte mentre stava rientrando nella sua abitazione a Saccolongo. Mirko Bellotti, titolare di un locale di lap dance ad Abano Terme, è stato aggredito alle spalle da 3 uomini incappucciati e armati di coltello. Lo hanno subito immobilizzato, rubandogli la borsa e costringendolo ad aprire la porta della sua abitazione all'interno del Residence Montecchia, a pochi passi dal golf club. L'uomo, legato e con il nastro adesivo sulla bocca, non è riuscito nemmeno a chiedere aiuto. È stato fatto sedere sul divano da uno dei banditi che gli è sempre rimasto accanto mentre i 2 complici salivano al piano di sopra per cercare altro denaro e gioielli. Il baccano però ha svegliato la compagna del 50enne che si è barricata in camera da letto e ha iniziato ad urlare. I banditi a questo punto hanno deciso di scappare, portando via l'incasso della serata, circa 3.000 euro, un orologio e un anello. Mirko Bellotti, quando si è liberato, ha dato subito l'allarme ai carabinieri. A loro ha fornito una descrizione dei 3 banditi. L'imprenditore ha riconosciuto l'accento dei malviventi, 2 parlavano romeno, il terzo invece sembra albanese. Poche ore dopo la rapina, gli abitanti del tranquillo residence a pochi chilometri dai Colli Ugani sono sotto shock. Una cosa brutta, ovviamente speriamo che non sia successo niente di grave a lui, ma speriamo che non ricapiti, ovviamente. Avete sentito qualcosa? No, non ho sentito niente. Con ogni probabilità Bellotti a notte fonda è stato seguito all'uscita del suo locale di lap dance. I banditi hanno agito senza esitazione, forse erano certi di poter trovare qualcosa.